rapporto di amicizia tra i due. Cioè che in realtà rispetto magari a come noi siamo abituati a vivere le amicizie, la loro mi è sembrata molto diversa, perché già il fatto che passino lunghi periodi di tempo senza sentirsi, questo, cioè per noi che siamo abituati a sentirci invece giornalmente, anche più volte al giorno, mi è sembrato già molto rilevante. E poi anche il fatto che ci sia da parte dei due, soprattutto verso la fine, quando Pietro si rende conto che Bruno non avrebbe cambiato idea, non avrebbe più neanche avuto contatti con la propria famiglia, questa proprio radicale accettazione di una identità totalmente diversa dalla propria, che invece a me sembra molto diversa dalle amicizie di oggi, forse. Will you guys just slow it down and make it funky? Abbiamo appena visto il primo film della rassegna Chittati. Chittati ha spiegato Conta perché. Riassunto, essere equipaggiati per l'outdoor, la natura, la montagna, i cammini, la bici, l'arrampicata, il golf, il tennis. Ma non è una rassegna strettamente legata alla montagna. Infatti, come l'abbiamo pensata, anzi come l'ha pensata Matteo, E come cazzo l'ho pensato? Non lo so. Ma è venuta così. Sul viaggio. Cioè sia Eh, fisico che interiore. Esatto, sì. Avendo fatto un po' di cammini mi è venuto un po' questo schizzo di dire. Cioè, oltre al peso dello zaino che ci portiamo dietro ogni volta, abbiamo un sacco di bagaglio poi che ci portiamo al ritorno, insomma. Quindi. Questo Sì, è diventato però- spezzone che deve finire sui social. Ah, è là la camera. Ciao camera. Sì, anch'io guardo per di là perché. Ma di solito non mette là. Infatti, Luca Antonello pazzo. Vabbè, e niente, quindi questa è stata un po' l'idea della rassegna. Poi ovviamente come primo film c'è stato questo che è un po', diciamo, l'idea che abbiamo della montagna, no? Cioè, del viaggio. Vabbè, questo è un po' più un viaggio della vita che un viaggio corto, un cammino, un qualsiasi viaggio che si fa. Però, che dire? Strappo, non so più che cazzo dire. Questa è di solito la parte difficile del dibattito, soprattutto quando ci sono così tante persone. Allora, il film a me è piaciuto, bello tutto, nel senso la storia lineare, vita, casini, gioie, difficoltà, viaggi, permanenze, burrasche, nevicate, recuperi. Esatto. Fotografia bella, fotografia veramente ottima, il formato anche, è praticamente Wes Anderson chittato, e soprattutto la scena dove scendano lui e il padre dal crine di questa montagna, dove c'è il movimento di camera veramente fermo che li segue, stupendo. Non sono un esperto, ma credo fosse una bellissima inquadratura, credo fosse proprio qualitativamente superba, Molto bella, sì. molto, quindi non sono l'unico che lo pensa, perché sicuramente lo pensano anche i nostri spettatori, lo pensate anche voi. Io vedo solo sorrisi. Almeno li vedi stavolta. Almeno li vedi. Più o meno. Sì. Allora, parliamo un attimo del film. Chi sospettava Ok. che i due fossero gay?
E io vedo solo sorrisi. Era una certezza, ok. Quindi cosa ti ha detto? Sono gay. Sabina sei una speculatrice. Adesso passiamo ad uno per capire perché pensavate fossero gay. Allora, il primo momento in cui ho pensato, ecco, adesso si baciano, è quando da piccolini, a un certo punto, tipo, l'altro lo ferma perché lo chiama la mamma e lui lo ferma e l'ho detto, ecco, adesso lo bacia in realtà. Palese lì hanno sentito qualcosa ma non Ci ho capivano cosa. sperato, io ci ho sperato, però dopo ho detto, cazzo, sto sperando in 2 bambini che si baciano. Meglio di no, cazzo. Però dai, da adulti potevano scaldarsi nella baita un po' con i loro corpi. Cosa dici? Provare tutto. Che cazzo stia? Cazzo, hanno vissuto una casa insieme, secondo me. Da adolescenti, secondo me, quello sguardo era carico di tensione erotica. Sì, quando si sì, sono guardati. tantissimo. C'è un motivo se tipo i muratori si mettono tutti a petto insieme quando costruiscono le case Beh, ma e bevono tanto vino. Le peroni, tipo le... Bruno era più sexy, però. Sì. Io passerei per capire chi era più sexy dei due. Questa è una speculazione, forse stiamo andando fuori argomento. No, ok. Faccio la domanda. Tu butti l'amo e noi raccogliamo. Cacchio, questo sarà tipo uno dei podcast di controversie. Luca Antonello metterà dei beep. Allora, chiediamo veramente chi era più sexy, Bruno dai. o Pietro? Devo Francesco. rispondere io. Ma poi facciamo un giro, ovviamente. Cazzo, non mi ricordo più chi è chi. Bruno. Bruno è quello con la barba. È il cacchio da Torino. E l'altro è il matto. Bruno. Io stavo pensando alla fine, al discorso finale, alla fine del film. Sì, cercando. Cercando un po' di capire alla fine, cioè chi dei due. Allora, perché per tutto il film Pietro era un po' tormentato dal fatto che si sentiva irrealizzato, sentiva di non aver trovato uno scopo. E alla fine un po' sembra un po' capovolgersi forse la situazione, cioè nonostante comunque Bruno mantenga comunque delle radici ben salde in l'unica cosa che conosceva bene, forse alla fine è lui quello che appare forse un po' perso, cioè forse non perso però del tutto isolato e forse incapace di far fronte a una grossa difficoltà che la vita gli aveva presentato davanti. Invece potremmo dire che Pietro, nonostante magari di difficoltà ne avesse incontrate molte, è vero che nella prima parte della vita ha un po' vagabondato e forse un po' schivato i problemi, però forse un po' crescendo invece potrebbe aver trovato, come dire, sì, tipo un modo per alla fine trovare una sorta di felicità e posto in cui vivere, in cui stare. Questa è, diciamo, l'impressione finale che ho avuto del film. Voi cosa avete pensato del discorso finale? O anche dei due personaggi alla fine? Più figo Bruno. Ciao, è più lungo. Beh, forse più virile, ma non saprei se questo sia io sufficiente a dire più figo. Io vorrei con te, io infatti. Eh? Ah, madonna. Sono contento di aver vinto. Cavolo, a un certo punto quando bevevano ho pensato, cavolo, adesso dice la prima frenata, la seconda terra.
Scusa, abbiamo rovinato di nuovo. No, Allora, quindi rimanere statici o muoversi? Sì. Che fare? Visitare le 8 montagne o stare su quella più alta? Stare su quella più alta, giusto? Quella che Vabbè, sembra il buco... come? quello che sembra il buco di culo, cos'era? Sì, vabbè, dopo il disegno effettivamente Sì, il era disegno un po' era approssimativo. approssimativo, ci sta. Comunque manca il nome della regista di questo film perché sono una coppia, a me non sta bene. Ah sì, davvero? Charlotte Van Nimberg, il cognome è belga, non so pronunciarlo, non voglio offendere i belgi. Una donna abbiamo. Comunicazione. Diciamo che ogni grafica che faccio ha qualche errore. Vabbè, insomma, ci sta. Insomma. È la vita, alla fine. È la firma. Quello non Allora, è refuso. viaggiare per le 8 montagne o rimanere su sulla montagna sacra? Citazione. Ecco, di Jodorowsky. Primo ci film sta. citato stasera. Per alzata di mano. 8 montagne. 80%. Ci è voluta una vita però, ci avete riflettuto. No, 8 montagne o montagna principale, cioè tipo vetta alta. Vetta alta. Allora ci sono degli ignavi praticamente. Cavolo. Siamo proprio in Italia, oh cazzo, questo sistema di Ma votazione. perché bisogna scegliere? Cioè, Era tutto un trabocchetto. Lui ha la dato vita è risposta. lunghissima e dobbiamo scegliere di viverla. Allora facciamo una cosa. È che lui dice che non puoi più scendere dalla montagna alta. Quindi prima viaggiamo per le altre 8 e dopo andiamo su quella alta. Lui quando ha provato a scendere è diventato Ötzi. Ah. Cioè quindi allora adesso è che adesso le tue parole non verranno registrate. Cioè non sono registrate, quindi è esatto. Quindi c'è la prima teoria del complotto della serata. No, ma non è una teoria del complotto, è semplicemente che parliamo di un uomo che ha vissuto tutta la vita in quelle montagne. Lui sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, cioè, sapeva benissimo cosa voleva dire salire fino a là in inverno. La sua è stata una scelta, no? Cioè, lui ha deciso di uccidersi nel momento in cui ha percorso quel sentiero in pieno inverno. Stava solo aspettando il momento, stava solo aspettando che fosse la montagna a scegliere quando, ma lui aveva deciso che la sua vita a quel punto era finita perché si era reso conto che non poteva continuare a fare quello che aveva sempre fatto, quello che aveva sempre conosciuto, cioè vivere in montagna, vivere in quella maniera lì come un montanaro. Il dibattito è finito, possiamo andare a casa. Che No, dark è twist. è la risposta di un uomo che è la risposta di un uomo al terrore dell'ignoto, quando non nella vita ti capita un qualcosa, perché la vita è questo alla fine. Questo è un film che parla della vita, appunto, alla fine. Ti capita un qualcosa che ti scaglia nell'abisso, capita, e se non hai le armi per l'esperienza, quindi qualche anno, l'esperienza, cioè, aver vissuto anche altri tipi di vita, vedi buio, vedi proprio nero, sei in un tunnel, e da lì può andare a finire in due modi: o trovi in qualche modo la forza di reagire, qualcuno ti aiuta a reagire, oppure è così che va a finire. Giancarlo, sei arrivato nella parte seria del dibattito, cavolo. Cioè, siamo partiti con una gioia infinita. Chi è morto? Bruno. Ma hai visto il film? È ovvio che ho visto il film. No, magari non l'avevi visto. L'ho visto 3 volte. Sentiamo cosa deve dire Carlo Collanega. Pensavo che fosse morto qualcuno di conoscenza del pubblico, questo, perché vi vedevo estremamente corrucciati e seri, e quindi mi sono detto: qui è la tragedia vicino. Sai che la gente depressa manda segnali non
Allora, questo è un grande, devi dirlo adesso al microfono, non dirlo mai più, perché questa è cioè ci siamo lasciati prima della pausa con questa tua osservazione e la devo ripetere a beneficio del pubblico. Cioè se non sei chittato non devi avventurarti. Però l'osservazione... Anche i chittati muoiono. Ok, questo... Facciamo un appello a tutte le persone inesperte che stanno per andare in montagna senza essere chittati. Non hai il microfono strappo. Non importa, leggete il labiale. Non andate in montagna se non siete chittati. Torniamo a parlare di cose serie. No, dicevo che c'è sempre una... Beh, non sta inquadrando me, per cui io sono felice. Sì, prende tutta lingua di poco. Speravo di no. Comunque, no, io sono d'accordo, nel senso che, o meglio, non so se penso che cioè non credo ci fosse proprio questa pulsione di morte così netta in lui. Secondo me lui si è abbandonato a quella cosa, quel destino, ma senza, cioè se si vuole con un certo fatalismo, non so, con una cosa del genere, secondo me, cioè il fatto che, e qua mi viene in mente un film che poi magari citerò come una merete extra perché so che non è stato messo, però cioè lui ha interpretato in maniera radicale, definitiva, l'idea di ognuno deve appartenere al luogo a cui sente di appartenere e a un certo punto lui lo dice, cioè dice è il mio destino, la mia vita, la cosa per cui sono fatto è stare in montagna da solo, che è una cosa così definitiva che nella sua accezione estrema ha a che fare proprio con questo, col fatto di perdersi, perché manco lo trovano, cioè non è chiuso nella baita morto, è uscito da qualche parte e non si sa dove, quindi c'è questo, insomma, questo dato che non viene neanche presentato come un dato tragico in senso assoluto, perché secondo me il film non ha questa sfumatura nel finale, però coincide quasi sicuramente con la fine del personaggio, e quindi sì, secondo me c'è questa cosa e vabbè, poi trarre in inganno che nella sequenza principale arrivi con questi sci del trisavolo, ci sia questo momento di alleggerimento bizzarro a cui fa seguito invece la notizia del fatto che è scomparso. Questo è... Però anche Ian Curtis dicevano che non avesse dato nessun tipo di segnale di particolare depressione prima di andare, di impiccarsi, di morire, per cui insomma mi sembra, chi vuole, per cui sì, no. Ecco, no, io volevo dare ancora la mia risposta alla domanda che avevi fatto tu, cioè ovvero è meglio fare il giro delle 8 montagne o stabilirsi su quella più, sulla vetta più alta. Secondo me il film propone la risposta, cioè la risposta che propone è evidente, ovvero che è meglio fare il giro delle 8 montagne perché alla fine cioè Pietro si salva, comunque conduce la sua vita in questo modo e non muore. Però la differenza tra i due protagonisti, cioè il segreto secondo me non è o uno o l'altro, quindi o stabilirsi su una vetta o fare il giro delle 8 montagne, bensì capire il momento adatto in cui vivere in questa maniera, nel senso Pietro vive tutta la sua vita, diciamo, se vogliamo vederla in modo senza mettere radici, quindi passa l'estate in montagna, va in Nepal, si fa i giri, però nel momento in cui decide che è giusto stabilirsi non torna più nella sua felice residenza estiva e decide di condurre la sua vita in Nepal, a differenza di Bruno che per tutta la vita ha preferito vivere sulla vetta più alta e nel momento in cui doveva lasciarla andare e quindi trovarsi un lavoro alternativo che non fosse stare con le vacche eccetera, non riesce a scendere dalla vetta e fare il giro delle montagne e quindi infatti e la sua fine infatti è tragica. Niente, basta. E comunque è più bello Bruno.
C'è questa cosa della mascolinità Beh, non tossica è vero. che potrebbe essere la rivoluzione tra gli eterocis. Beh, c'è da dire che lo scrittore del film, del libro, scusate, ascoltando qualche giorno fa su un podcast, ha detto che questa è una sorta di autobiografia sua. Io non ho mai letto il libro però, quindi non saprei. Rambo. Pietro, sì. Era citato come Rambo comunque alla fine, in onore a... Memoria di Cacchio Rambo. Ma posso... Scusate se mi aggiungo, ma secondo voi da cosa era data quell'euforia? Cioè non hanno, almeno ai miei occhi non ho capito molto quell'euforia dopo dopo il litigio, quando lui scende con gli sci. C'è quel momento di euforia che dopo lui spiega, chiede scusa, però non è che si capisce molto cosa abbia capito in particolare, se non... Cioè, in realtà potrebbe essere come ha detto lui, si è rassegnato, ha detto ho capito qual è il mio destino, sono contento così e ciao, tipo si è lasciato andare, non aveva più pensieri forse, non ne ho idea, o magari era ubriaco. Però anche prima forse... Cioè, si era rassegnato anche prima, però cos'è cambiato? Boh. Forse è una consapevolezza che non poteva tornare indietro, che era uguale a suo papà, non lo so, cioè tipo quando ha detto e tu cosa fai, abbandoni anche tu tua figlia? Cazzo, però effettivamente non vedendo altre vie d'uscita, perché evidentemente uscire dalla comfort zone, che poi mi sembra uno che usciva dalla comfort zone in maniera anche abbastanza semplice, però forse la comfort zone è come ha detto lui, la zona che si è creata, cioè tipo lui si è creato una barriera mentale dalla quale non poteva uscire, e a quel punto nel momento in cui ha capito che non poteva uscirne e che non poteva prendersi cura appunto di sua figlia come suo padre non ha fatto con lui, ecco, gli ha detto ok, allora sono destinato a stare qua. Non lo so. Io mi sono ricollegato a quello che ha detto lui. Cioè, su questa cosa, cioè, c'è sempre una discrasia tra le ragioni, ma nella vita poi in realtà di tutti, credo che sia una cosa che spesso si prova, credo. La discrasia tra le ragioni cioè, del core, cioè le ragioni più sentimentali, più profonde, e quelle razionali, perché razionalmente lui avrebbe dovuto prendere scelte completamente diverse, avrebbe dovuto accollarsi la responsabilità della famiglia, avere un altro tipo di idea, però è vero, e qui il discorso si fa molto meno lineare di quanto non sembri, che anche Pietro in realtà aveva lasciato per un periodo il padre, la famiglia, per seguire le sue pulsioni, le sue tendenze, per dover poi recuperare a ritroso tutto un percorso anche con suo padre, quindi è un dettaglio, però ha senso che nel film ci sia c'è un'inquadratura molto fuggevole della freccia della macchina che lampeggia, che una volta è quella del padre, quando il padre muore, e una volta nel finale è quella dell'auto di Pietro che si ferma a ricevere la notizia che Bruno è scomparso. Quindi ci sono queste mancanze c'è questo senso così di qualcosa che si è perso e che riguarda un po' tutte le varie figure del film, che poi in realtà sono poche, ma insomma sono loro due, però sono percorsi interrotti che da qualche parte si riprendono e poi sì, cioè le 8 montagne può essere anche cioè, vabbè, metaforicamente la metafora è chiara ed è spiegata in quel momento bellissimo in cui bevono grappa come ecco. Però alla fine anche nel percorso a ritroso che lui fa di quello che si era perso con suo padre, che ha invece vissuto Bruno al posto suo, anche lì insomma c'è un giro che spinge a rivisitare un po' tutta almeno quelle che erano state le scelte di Pietro nella prima parte del suo percorso, insomma, quindi cioè, quando sale ripercorre tutte le tappe che avevano fatto lui e
e Bruno, e scopre gli appunti di suo padre, scopre la volontà di suo padre, lo stato d'animo di suo padre, anche lì c'è qualcosa che è stato interrotto e che si riconnette in qualche modo faticosamente, insomma, per cui non so, c'è anche forse una sospensione rispetto a un senso da dare alle scelte dei personaggi, cioè alla fine sì, sicuramente in Bruno è prevalsa questa cosa istintiva che ha preso possesso di lui. Uno si può chiedere se sia una cosa negativa o positiva, però il discorso è che era sua e il film la presenta come sua, quindi alla fine non dà nessun tipo di giudizio, non è un finale tragico, per quanto ci sia la tragedia, però nel racconto non è tragico, insomma, secondo me, per come il regista l'ha raccontato questa cosa. E io stavo pensando invece al rapporto di amicizia tra i due, cioè che in realtà rispetto magari a come noi siamo abituati a vivere le amicizie, cioè, la loro mi è sembrata molto diversa, perché già il fatto che passino lunghi periodi di tempo senza sentirsi, questo, cioè, per noi che siamo abituati a sentirci invece giornalmente, anche più volte al giorno, mi è sembrato già molto rilevante. E poi anche il fatto che ci sia da parte dei due, soprattutto verso la fine, quando Pietro si rende conto che Bruno non avrebbe cambiato idea, non avrebbe più neanche avuto contatti con la propria famiglia, questa proprio radicale accettazione di una identità totalmente diversa dalla propria, che invece a me sembra molto diversa dalle amicizie di oggi, forse, non lo so. Cioè, per esempio, se io penso alle mie, di solito se vedo un mio amico o una mia amica che attuano dei comportamenti che io reputo possano danneggiarli, mi viene da intervenire anche, sì, intervenire molto per cercare di aiutarli. Qui invece c'è proprio questa totale accettazione che, cioè, tu, ok, sei così e non farò niente. E poi il film finisce appunto con Bruno che proprio muore, si uccide, insomma. E quindi si stava anche pensando a questa differenza delle amicizie del film e quelle magari nostre. Non so, stavo pensando anche a questa cosa. È allo stesso tempo il dibattito più serio della stagione e il più cazzone. E non credevo sarebbe stato possibile. Nella filosofia Chittati c'è spazio per questo? Lo chiediamo al maestro. Beh, maestro no, però. No, stavo pensando a quello che hai appena detto e c'è anche la scena dove sono loro due in baita e c'è... non mi ricordo più il nome. Pietro. Che gli dice che non tornerà più per qualche anno e Bruno gli dirà bene e poi se ne va. È molto... Beh, a parte che è un personaggio molto di poche parole e di molti fatti, insomma. No, basta, volevo solo dire questo. Sì, è un po' molto particolare. Sì, è vero. Mi chiedo proprio che tipo di amicizia ci fosse. Cioè loro dicono che nessuno ha conosciuto l'altro meglio di loro, però poi nel film, cioè, sembrano capirsi molto profondamente ma senza le parole. Sì. Cioè che è molto diverso effettivamente da... È una bromance. Sì. Strap e Ross. No, ce l'ho. È vero che l'istinto è sempre quello, no? Quando vedi un amico in difficoltà, un amico a cui tieni molto ovviamente, no? Di cercare di fare il possibile per aiutarlo, però ci sono delle cose, capitano delle cose nella vita dove se la persona non si aiuta da sola innanzitutto,
e non ne esce per quanto tu ci parli, consigli, magari anche in buona fede, però in questo caso Pietro non ha vissuto il dramma emotivo interiore che ha vissuto Bruno, quindi non lo può capire. Non può capire cosa vuol dire trovarsi in un tunnel da cui non vedi uscite, cosa vuol dire trovarsi nell'angoscia più profonda, non sa cosa vuol dire toccare l'abisso. Bruno sì, Bruno l'ha visto e da lì veramente o ti aiuti innanzitutto da solo e quindi sei tu che ti rendi conto e dici non mi posso lasciare andare, così non ce la posso fare e allora sei disposto a farti aiutare, se no puoi essere anche il suo migliore amico e avere tutte le buone intenzioni del mondo, ma il risultato resta più o meno sempre lo stesso. Per cui sì, Pietro non è che non ci abbia provato, Pietro si è reso conto che poteva arrivare fino lì. E dopo stava a Bruno che ha fatto la sua scelta, la scelta di non combattere, insomma, la scelta di arrendersi, di fatto. Ho avuto un dubbio. Ho provato a ricostruire la timeline del film, guardando anche un po' le date, gli anni, e ho sentito la moglie di Bruno che parlava di crisi. Era la crisi del 2008. Sì, sarà stato, sì, facile. Tosta. Perché ridete? Io me la ricordo come se fosse ieri. No, non è vero, però... non siamo qui per parlare... Beh, oddio, più o meno una crisi da... Facciamo... Sì, perché mi ha fatto venire in mente una cosa, il tuo intervento, cioè... poi anche si diceva prima che era autobiografico in parte, no? E quindi cioè, bisognerebbe supporre che sia Pietro sia Cognetti, esatto, come... Ha veramente un amico che abita in montagna. Ok. Ha un amico che abita effettivamente in montagna. Che non è morto. No, però È Mauro Corona. c'è lui? Non so se avete visto Fiore mio, che è l'ultimo film che ha girato, e c'è l'amico, quello che con cui taglia la legna, che cui va sul lago, che credo forse non è lo stesso, però non lo so, non so se è stato girato sugli stessi posti, però è l'amico d'infanzia dello scrittore del libro, insomma. Sì. Sì, io... No, grazie dell'info, non sapevo. Però è anche vero che, cioè, come dire, sì, i personaggi provano due tipi di dolore, non so se sia giusto dirlo, però, cioè definirlo dolore, però sicuramente hanno una condizione esistenziale pesante per motivi diversi. Poi a noi è più chiara, nel senso che essendo autobiografico in questo senso probabilmente è più esplicita la visione di Cognetti, che è anche quella data dalla voce fuori campo del film, no? di Pietro, e quindi cioè a un certo punto viene anche il dubbio che questa sicuramente è l'amicizia che non ha bisogno di parole, che ha bisogno solamente di sguardi, eccetera, però nelle prime sequenze del film c'è quasi nella sequenza in cui Pietro non riesce a saltare quella specie di crepaccio sul ghiacciaio, lì succede qualcosa, c'è come l'impressione che la sua condizione di figlio retroceda rispetto a quella di Bruno, è il primo segnale che c'è, no? Rispetto a questa cosa, che ha delle implicazioni strane, perché poi l'amicizia è un'amicizia a tutti gli effetti, è vera, è autentica, non ha bisogno di determinazioni di parole, però non è che Pietro abbia fatto secondo me meno fatica, c'è questo elemento problematico del rapporto col padre che è molto forte, cioè è tanto forte quanto lo è quello di Bruno con la sua condanna a rimanere dentro questa specie di recinto mentale che viene anche definito tale, e quindi sono due condizioni
come dire, di uguale profondità che però sono in un certo senso opposte, insomma, quindi... Non stavo dicendo che Pietro abbia avuto una vita semplice oppure un'infanzia tranquilla. Lui non ha parlato con il padre per diversi anni, per quanti 10 anni, per cui la sofferenza, comunque un percorso di vita, un dolore, è giustissimo chiamarlo dolore, c'è stato assolutamente. Però sì, in un'età diversa con responsabilità diverse, nel senso che la responsabilità di Pietro era la responsabilità verso se stesso, innanzitutto. Bruno aveva responsabilità anche di una bambina piccola, di una figlia. La differenza sta nel fatto, secondo me, che Bruno ha toccato l'abisso, proprio l'abisso, Pietro no, per i motivi che ho detto. E da lì, appunto, due percorsi di vita diversi, effettivamente, due percorsi di vita sicuramente diversi. Sì, due sentieri, è vero, due sentieri diversi. E proprio per questo con due finali radicalmente diversi. Non che io parteggi per l'uno o per l'altro, adesso ovviamente, però sì. Se voglio scegliere, no, nel senso... Oppure continuare a vivere un po' di tempo, magari, se scelgo di... Certo. Beh, come il concetto è quello. Ovviamente aiutando per come posso, grazie al mio status di uomo occidentale. No, guarda, Dio santo, sta andando verso una direzione che non mi aspettavo questa cosa. Certo, mi hai salvato, grazie. Esatto, ti ho visto in difficoltà. E allora, prima di tutto ci tenevo a ricordare che Borghi ha fatto un film su Siffredi, quindi non so se questo possa aiutare il dibattito, però mi sembra un dato non trascurabile. Insomma. Poi no, riguardo al film, io credo che i due personaggi siano stati molto ben costruiti, molto ben descritti, e mi è piaciuto molto che alla fine il percorso evolutivo che hanno seguito sia stato più o meno lo stesso, nel senso che sono partiti entrambi dal volere l'uno la vita dell'altro da bambini, uno voleva stare in montagna, l'altro voleva andare a Torino. Sono passati poi in una fase di rassegnazione per quello che era il loro destino, nel senso che lo hanno accettato in modo anche controvoglia, in un certo senso, e poi sono arrivati in tempi diversi, nel senso che Bruno l'ha accettato sicuramente prima di Pietro, il proprio destino, però sì, sono arrivate ad un'accettazione che poi si è risolta per uno in un'accettazione negativa, diciamo, non è finita molto bene, per l'altro è andata un po' meglio. Però insomma, credo che i due percorsi siano molto simili e forse anche per questo si trovano molto a livello di amicizia, un po' perché è nata come erano interessati l'uno alla vita dell'altro, volevano l'uno la vita dell'altro, quindi magari c'è stata questa, non so, questa propensione anche a capirsi, a voler essere in un certo senso parte di quello che stava vivendo l'altro. E poi ultimissima cosa velocissima, mi è piaciuto molto il discorso sulla natura che è stato fatto da Bruno, che dice che siamo solo noi di città che chiamiamo la natura natura perché nella nostra testa è astratta, e secondo me è un pensiero molto interessante perché effettivamente noi cittadini, metto anche me stessa perché non sono nata in montagna purtroppo, però effettivamente ci viviamo questi luoghi, questa natura come dei turisti e spesso non abbiamo idea di cosa voglia dire veramente conviverci e entrarci in contatto quotidianamente, come invece può fare una persona che se la vive tutti i giorni e che sa anche averci a che fare in modo diverso, insomma, in sinergia e non come sfruttamento. Vabbè, poi qua si apre un discorso che non fa neanche parte propriamente di questo film. Però sì, insomma, mi sembrava carino sottolinearlo. Basta, ho finito. Grazie. Un saluto a Mauro Corona. Adesso farà Mussolini.
Comunque ogni volta che viene detto, è stato nominato tante volte qualcosa di Di Pietro, questa sera no, Di Pietro, viene in mente Mani Pulite, non so, sono l'unico. Un saluto a Marco Travaglio. Non lo so, sarà l'ora. Sarà l'ora. Ci siamo. È vero però. Anche Alfardo, nella versione adolescente. Possiamo mettere tipo una foto del Fardo? Grazie Luca. No, ho sta battuta idiota che mi sta ronzando in testa da un inizio dibattito. No, inizio film, voglio dirla. Tutto l'impegno che ci abbiamo messo. Ah, diavolo, l'impegno. Allora, devo riconoscere che alla fine Pietro non torna indietro. Resta. No, lui resta. No, perché lui. No, Troppo il microfono. allora. Vai a casa. Troppo il microfono, esatto, vai a casa. E Bruno ha mandato tutto in vacca. È un modo... Ma prima però non vale. Non conta. Io non... Allora... No. È il ritorno di una grande coppia comunque, Borghi e Marinelli, che erano stati in Non essere cattivo di Caligari. Lo conosco. Caligari perché non so come sia. Un altro film citato questa sera. No, è un film su due borgatari romani. Borghi, in effetti. Sì, di ambiente contemporaneo, insomma, però è bello. Rivederli qua, non so se vuole registrare lui, lo faccio anche senza. No, beh, a vederli qua sono trasformati entrambi perché si parla di una differenza di 10 anni forse, cioè il film era uscito forse nel 2012, esatto, cioè proprio, e quindi qui sono gli stessi protagonisti in un contesto completamente diverso rispetto a quello delle borgate romane e con anche questa accresciuta maturità, no? Perché fanno tutti e due, fingono di fare tutti e due persone del nord quando sono romanacci entrambi e lo fa, però sono bravissimi, specialmente Borghi nel simulare l'accento. C'è un altro romano Secondo me. fare gli accenti settentrionali, un bellissimo telefilm di 2 episodi che è Viso d'Angelo. Elio Germano, che salutiamo, che fa Felicetto Maniero. Vabbè. Però a me fa strano come tu stia portando il dibattito in luoghi cioè Mani Pulite, la crisi economica, Felicetto Maniero, cioè tutte... Dobbiamo ricollegare questa cosa dei temi sociali, cioè siamo chittati, dobbiamo parti per un sentiero e finisci in là. Sono lieto che tu non abbia il microfono in questo momento. Tanto becca lo stesso. No, beh, sì, assolutamente sì. Questa è una cosa che ci siamo detti prima durante la pausa. Lo ridico a beneficio della ripresa. Quanti dei presenti arrampicano o fanno arrampicata o semi? Ok. Perché sembra che per quella persona che l'ha chiesto sia uno stigma sociale, cioè ci disprezza. Io gli ho confessato che qualche via semplice l'ho fatta e quindi e mi piacerebbe tornare a farla, quindi sono diventato uno scarto della società ai suoi occhi. Io spero di non tornare più. Prima stavamo parlando No, tieni. No, dai. Cosa stavamo dicendo? Cioè, non mi ricordo più. Però abbiamo detto che se sbagliamo a fare i chittati in montagna schiattiamo. Ma io... C'è qualche ultimo intervento? È che secondo me, come dire, il film lancia questa sfida, cioè la sfida totalmente irrazionale a vedere la fine che fa Bruno come una fine
in linea con la sua Giordano Bruno. col suo desiderio, cioè più profondo. E quindi sì, tu dici giustamente non diamo giudizi, cioè è vero che il film incoraggia a non dare giudizi e non c'è giudizio effettivamente, e uno può però vivere con il pensiero in testa della responsabilità nei confronti di altre persone, no? Però è qui che il film diventa irrazionale e il personaggio di Bruno diventa irrazionale, cioè diventa, anch'io penso la maggior parte di noi preferirebbe, come dire, avere anzi naturalmente, perché poi ci sono vari modi di esistere, il modo più semplice probabilmente, quello più razionale, è dirsi che, come dire, si è in rapporto con tutta una serie di cose. Bruno a un certo punto, cioè, toglie dal proprio orizzonte ogni tipo di rapporto, ed è l'unica cosa che poteva fare, cioè uno la può vedere come una grande dannazione o la può vedere come il modo di esistenza del personaggio, cioè che mi fa venire in mente tante cose. Non so se parlavo con te di Free Solo, di quel film in cui anche, ecco, quella è la storia realistica di una persona che deve decidere, cioè che si trova continuamente a decidere tra le relazioni e l'istinto irresistibile a salire su una parete senza corde, praticamente, su pareti, cioè quindi su... attualmente un figlio, ha avuto una compagna, però quanto abbia dovuto negoziare con la compagna è una cosa che quel documentario registra bene, e uno dice: ma come cazzo fai a vivere così? È vero, cioè io stesso sarei totalmente fuori da questo tipo di orizzonte assolutistico, idealistico nel senso peggiore, diciamo, che è anche una tematica dei film di Herzog, mi viene, cioè nei film di Herzog ci sono persone che esistono assolutamente nel loro assoluto titanismo o nella loro assoluta pochezza, però sono sempre assoluti, cioè in qualche modo. E Bruno assomiglia a uno di questi personaggi, e il film in un certo senso invita proprio a sospendere il giudizio su questa cosa, per quanto a uno sembri assurda. Anche a me sembra assurda, ma è proprio così. Io volevo fare un ultimo intervento perché praticamente a me il film è piaciuto un sacco, mi piacciono anche le inquadrature che rendono la montagna la terza protagonista di questa storia insieme a Pietro e Bruno. Solo che volevo fare un piccolo appunto, la prima volta che l'ho visto mi ha colpito molto la frase di Bruno che fa appunto in questa scena: tranquillo, questa montagna non mi ha mai fatto del male. Mi sono immaginato Bruno che esce, prende respiro, si volta, c'è valanga, cazzo, forse mi farà del male. Mi sono immaginato così la scena della sua morte, me la sono immaginata così. Però lo stesso ho trovato molto poetico e tutto. Così che si trova faccia a faccia con la morte, fa vai da via qui. Esatto. No. Sì, più o meno così. Giordano Bruno al contrario, giustamente, come dicevo prima. Sì. Vabbè, siamo arrivati alla fine? Cazzo. Allora, se vi è piaciuto Le 8 montagne amerete... Mamma che velocità. Into the Wild di Sean Penn, famoso. Va bene, oggi la regia. Ma non importa, ci sta. Wild di Jean-Marc Vallée. Sì. Non so come si pronuncia. Allora, Jean-Marc Vallée. Il presidente dell'associazione Chittati non approva l'inserimento di Wild, ma in effetti noi l'abbiamo messo perché però è... Presidente dell'associazione Chittati, Osama Bin Laden. Scusa. No, cazzo. Sono state fatte Andiamo. prima battute sconvenienti sul fatto che Pietro avesse una barba da terrorista Eccoci islamico, qua. però ecco, cioè, Vabbè, credo, c'è il kit, cioè, abbiamo effettivamente. sciolinato tutto il repertorio di schifezze che potevamo... Sì, avete scoperto la nostra vera natura, per fortuna siete in po'. Cazzo, non starò via impiccato. No, però Wild, diciamo che è un film che ha a che fare con il senso della rassegna, perché la protagonista, che è Reese Witherspoon, che salutiamo, passa da una condizione a un'altra, insomma, decide di intraprendere un proprio percorso e si trasforma. Poi il film, diciamo, non è appunto approvato
dall'associazione che sottende all'esistenza di questa rassegna, però vabbè, È va un bene lo APS, stesso. oltretutto. È scritta al RUNS, registro unico terrapiattisti statali, tipo. No. E su Into the Wild vuoi dire invece tu qualcosa, visto che sei il presidente? Qualcuno ha mai visto è Into the approvato? Wild? Qualcun altro? Ma sì o ah, ok. Forte. Io Into the Wild l'ho visto una volta, ma il protagonista è molto un Bruno 2.0. C'è sì, poco è da vero, fare, una però. persona che ha una calamita verso la foresta, verso questo tipo di stile di vita e ci muore, ci lascia le penni. Però è tratto da una storia vera, quindi penso sia scritto nella A parte trama. che se uno non si vuole spoilerare il film, tipo Le 8 montagne, non si guarda il dibattito, perché sennò... È utile ricordare, in effetti, e questo dà lo spunto giusto, si ricollega a si quanto guarda detto il prima, finale, che cioè, la versione idealizzata della natura probabilmente funziona fin là, nel senso che ci piace tantissimo essere in rapporto con questa dimensione, però non è vero che sia amichevole o che sia idealmente irenica, insomma. Ma Quindi infatti è la nostra visione da da pianurotti, insomma. Esatto, proprio così, sì. Cioè, Per chi abita in montagna non è, come diceva anche lei come prima. diceva giustamente lei, e il punto di vista di Bruno prevale, cioè nel senso è bello che il film Le 8 montagne non sia, cioè i punti di vista sono di due persone divergenti in tanti sensi che poi si incontrano, cioè uno viene da una condizione borghese, l'altro dice la montagna ha a che fare col lavoro, ha a che fare con la fatica, ha a che fare con tutta una serie di cose che chi ci va in vacanza non sogna, cioè va a ricercare un'esperienza estetica che però probabilmente si contrae nel momento in cui si confronta invece con tutta una serie di altre cose, e Into the Wild è un po' la registrazione per me che è di questo tipo di cosa, cioè il fatto che tu vai molto idealisticamente dotato di, non so se illusioni o sogni, però poi ti confronti con quello che in realtà la natura è. E quindi... Ecco, poi c'è stata c'è stata una piccola polemica fuori prima sulla la scelta del formato 4 non so se avrete notato che il formato del film era quadrato praticamente, e quindi questa è una scelta che qualcuno diceva, eh sì, però i registi hanno voluto fare un po' i fighetti, hanno scelto forzatamente una cosa che facesse sembrare il film più d'autore, perché è un formato che non si usa più. Solitamente i film oggi di base sono più rettangolari, cioè il formato 16 noni, che sarebbe 1,85 a 1 come tipo di rapporto, più che... E qualcuno si lamentava del fatto che il film ha voluto fare l'autore, allora l'ha fatto in 4 terzi per farlo sembrare... Era Gabri? Era Gabri? Era... Dobbiamo rivelare. Ah, ok. Era... Ciao Seba. Ciao Seba. Faceva sempre a rompere i coglioni, porco cane. Fallo te un film. Se c'è una bella montagna la voglio vedere panoramica, che hanno quello stesso ragionamento che avrebbero fatto Ma allora te la probabilmente vai a negli vedere anni di persona. 60. Esatto. Non so come la pensi. Qui potrebbe nascere un dibattito sul dibattito che non possiamo fare, però ci ricorda una cosa che dirò dopo. Aggiungo una merete così sul momento, però esauriamo il gli vostro altri. merete, quella che non è stata approvata Quello che dall'associazione Chittati. No, quello che poi ti spiegherò perché non poteva essere approvato, però. Va bene. E poi dopo c'è Foremma di Bon Iver, che è uno degli album preferiti dello scrittore del libro Le 8 montagne, e appunto l'ho aggiunta negli Amerete perché il cantante ha scritto questo album in un chalet in America, nel Nord America, durante un periodo di depressione dove si era isolato completamente dal mondo. E se avete, non penso siano state inserite queste musiche nel film. Lui non poteva scrivere musica alla fine. E poi poteva fare i soldi, ma non l'ha fatto. Nel 2008 cosa andava? Nelly Furtado? Mi ricordo. Shakira. Shakira, tantissimo. E poi La Straniera, che è un libro che sto leggendo, quasi finito, è di una ragazza molto giovane, è un libro uscito da pochissimo,
Questa ragazza che a 18 anni ha mollato tutto per andare a fare la rifugista sempre nelle montagne del Piemonte, e racconta un po' la storia della sua avventura in rifugio, insomma, sempre sulle pendici del Cervino, quindi più o meno sempre nella stessa zona in cui è stato girato il film. E niente, questo. È vero. Però Tuttavia, No, sì, hai fatto, vabbè, doveva essere registrato dal microfono, ma sì, no, io l'ho presa per battuta, chiaramente, non so che non hai pregiudizi, che sei una persona seria. allora, lo diciamo a inizio... No, scusa, vai, conta. Volevo dire, Ari, riguardo ai 4/3, secondo me, proprio perché, cioè per evidenziare la verticalità delle montagne e della cima, è stato appunto non avendo le bande sotto e sopra, avendo solo, insomma, la cima viene vista meglio. Non vengono viste tutte le montagne intorno, però magari metti il soggetto un po' più a destra, un po' più a sinistra, e la montagna dietro prende un sacco di importanza. Può essere che sia stato fatto con questa scelta. Infatti, secondo me, la polemica di Sebastiano Scapinello era sterile. No. Ma ci può stare, nel senso che dipende tutto dal tipo di mood che vuoi, in effetti. Cioè, mentre un film spettacolare, appunto, con la scoperta del formato panoramico, quindi negli anni 50-60, potenzialmente avrebbe potuto usare questo espediente, secondo me, anche usandolo bene, comunque, però dipende sempre da come le fai le cose. Però qui c'è questa sensazione più intimista, e quindi hai due figure in un paesaggio, due figure raccolte dentro questa specie di quadrato, e però non perdi il senso della verticalità, come diceva Conta, quindi in realtà ci può stare. Il che mi fa arrivare al Chittati non approvato, Facciamo perché noi avremmo potuto Allora, trasformare questa cioè, a voi che siete rimasti qui fino a quest'ora, noi diamo un extra kit e lo facciamo a inizio rassegna, prima ancora di scoprire quali saranno gli altri film, gli altri viaggi, e l'extra kit della rassegna Chittati è La tragedia di Pizzo Palù di Le mirabolanti di avventure di Arnold Pippo Funk Franco, e, No. e Pabst. Beh, è questo. La tragedia di Pizzo Palù, film del 29 di Arnold Funk e di Stalker. Stalker. Lo diremo in un'altra occasione, l'abbiamo già detto, ma ormai non è più un segreto per nessuno, ma lo diremo. Non ci siamo messi d'accordo prima di fare l'extra kit. Chi se frega, c'era per darlo proprio. perché voleva dire. Hai rovinato questo momento che poteva essere di grande poesia. Non ho capito bene dagli sguardi quello che... Come cacchio facevo? Sì, è vero, la colpa è stata mia perché ho lasciato presupporre Cazzo! questo tipo di risposta, però è una cosa un po' cioè una roba tra... che so, vabbè. Sì. Luca, devi mettere le mani a questo dibattito, ma tanto anche. No, però Però è stato divertente, io mi sono divertito. c'è un punto che devi tagliare proprio per la salute di questo posto e Però aspetta. Però può diventare meme dentro Agenza, insomma. Sì, molto. Assolutamente. Carlo, mi dispiace. per così poco, come se va bene. Comunque c'è da dire che ogni volta che vedo le montagne mi viene in mente Twin Peaks. Ciao a tutti! Buonanotte. Aspetta, va bene. No, non è finita. No, era, cioè volevo No, era per dire che c'è questo film del 29 e c'è ha un 4/3 obbligato, per cui va bene così, e ve lo pigliate. Poi si potrebbe fare tutto un discorso sul cinema di montagna nazionalsocialista, non proprio nazionalsocialista, pre-nazionalsocialista, sarebbe interessante, ma la frase che dicevo prima... Sono le 3 di mattina. La frase che dicevo prima, concludo, viene da là, cioè da questo film qua. E il personaggio principale a un certo punto dice: lasciatemi ai luoghi a cui appartengo, cioè, e c'è un senso, chiaramente. Se vedrete il film capirete, ed è
legato un po' al personaggio di Bruno, secondo me. Fuoco cammina con me. Buonanotte a tutti. Buonanotte.